Una grande Varese per avere meno strisce blu, più vigili di quartiere e più attenzione a tutti i cittadini partendo dai più bisognosi. Il 3-4 ottobre barra il simbolo della lista per una grande Varese e scrivi Fraietta, insieme per far tornare di nuovo grande Varese. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Prealpina.it, un'edizione quasi interamente dedicata alla cronaca. A Maccagno si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del cercatore di funghi di 83 anni di cui non si avevano più notizie da ieri sera. Il corpo dell'anziano è stato trovato oggi intorno alle 16 in un bosco nei pressi del lago d'Elio. Il campo base per le ricerche era stato allestito questa mattina nei pressi dell'albergo di Ana, poi erano partite le ricerche condotte dai vigili del fuoco. L'uomo, residente a Ternate, ieri mattina era andato a cercare funghi nella zona. Questa mattina la denuncia di scomparsa da parte della famiglia e il via alle ricerche. È stata trovata la sua auto, regolarmente chiusa, ma di lui nessuna traccia. I vigili del fuoco del comando provinciale varesino si sono messi al lavoro con 4 squadre, oltre a quella specializzata nell'uso del sistema Dedalo per l'individualizzazione degli scomparsi, oltre al nucleo che opera con droni, all'elicottero a distanza Malpensa e a numerosi volontari della protezione civile. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Luino, ore di ricerche frenetiche, poi il macabro ritrovamento. E ora a Gazzada, duplice tentato omicidio. Questo è il pesante reato per il quale è finito in manette un 22enne. L'arresto è avvenuto ieri ed è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Varese. L'episodio che ha portato al provvedimento risale ad inizio agosto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, nella notte del 3 agosto scorso, il giovane 22enne, già noto alle forze di polizia, armato di pugnale e tirapugni, dopo aver forzato una persiana e rotto il vetro di una finestra, aveva fatto irruzione all'interno di un'abitazione privata in cui si trovavano altri 2 giovani di 24 e 25 anni, anche loro già noti per i loro precedenti di polizia. L'obiettivo del 22enne era quello di dare loro una sonora lezione, così li aveva colpiti più volte a pugni e coltellate. Nelle fasi concitate della lite i 2 erano riusciti a disarmare il loro aggressore, che poi era fuggito. Secondo i carabinieri l'aggressione era stata motivata da un debito maturato in seguito a una cessione di stupefacenti. E ora a Cairate. Dopo l'ultimo suicidio registrato mercoledì, i comuni tornano a chiamare in causa provincia e regione per chiedere la messa in sicurezza in tempi rapidi del ponte di Cairate. Gli amministratori locali da tempo si sono mossi chiedendo un intervento che è già stato programmato da provincia di Varese e finanziato con fondi di Regione Lombardia. Si tratta di mettere delle barriere per impedire altri gesti disperati, ma i comuni non hanno margini di intervento. Quella di mercoledì è la terza tragedia dallo scorso 7 giugno, quando a lanciarsi nel vuoto in piena notte era stato un 45enne di Fagnano Olona. In altre occasioni l'intervento dei militari dell'Arma era stato provvidenziale perché i carabinieri erano riusciti a salvare diverse persone, soprattutto durante le giornate. Torniamo a Varese, dove oggi il sindaco Davide Galimberti ha illustrato i benefici che porterà il nuovo assetto di Largo Flaiano. Secondo il sindaco, alla conclusione dei lavori, che dureranno 1 anno e mezzo, il flusso di traffico sarà ridotto di circa il 70%. Vediamo il video di Renata Manzoni con immagini dell'agenzia Blitz. Sindaco Davide Galimberti davanti al punto più trafficato di Varese, l'ingresso attraverso Largo Flaiano. I lavori sono cominciati, avremo presto una viabilità differente e niente code come quelle che vediamo ora? Ovviamente sì, un progetto che è partito qualche settimana fa e che nell'arco di 1 anno e mezzo sarà completato, quindi Varese in questa zona non avrà più traffico perché si ridurrà di oltre il 70% e quindi sotto il profilo ambientale e della vivibilità cambierà completamente. A chiudere una notizia di economia. Continua la crisi dei giganti della grande distribuzione. Dopo l'addio di Auchan al mercato italiano e la conseguente riorganizzazione di Conad, adesso è la volta di Carrefour, che oggi ha annunciato il taglio di 1800 posti di lavoro e la cessione entro la fine del 2022 di 100 punti vendita. Un taglio del 30% della rete di vendita esistente. I tagli riguarderanno Lombardia, Liguria, Lazio e Campania. Solo su Milano sono già stati annunciati 170 licenziamenti. Ora si teme per le ricadute occupazionali sul nostro territorio. E per questa edizione è tutto. L'appuntamento con il TG di Prealpina.it torna domani alle 13. Una buona serata a tutti.